Buongiorno amiche e amici di Antena 3 Nord-Est, pubblico di Ore 13, ben ritrovati a tutti coloro che ci seguono da tutte le zone di nostra copertura. Ricordiamo, quindi salutiamo tutti i cittadini del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e anche quello spicchio di Emilia Romagna che sappiamo essere all'interno del nostro audience. Allora un caro saluto a tutti e vi introduco subito l'argomento di questa puntata di oggi, che la stiamo dedicando a una vera e propria emergenza costante. Noi in Italia siamo quelli delle emergenze costanti, che insomma è un gioco di parole, anche perché se è una cosa costante non dovrebbe essere più un'emergenza. Sta di fatto che parliamo dell'incredibile numero di furti che stanno avvenendo nei nostri territori, all'interno delle nostre case, delle nostre aziende, dei negozi, delle attività commerciali. I cittadini si sentono sempre più indifesi di fronte a questa propria invasione e si sentono appunto in balia di quelli che sono veri e propri predoni. Allora, con chi parliamo di questo argomento oggi? Innanzitutto col sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Buongiorno, buongiorno. Poi abbiamo con noi un imprenditore che si occupa appunto del settore della sicurezza, della prevenzione tramite i sistemi di sicurezza, Andrea Zago. Buongiorno Andrea. A tutti. E poi ho veramente il piacere di avere un ex magistrato qui con noi, Valeria Castagna. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Quindi insomma con i nostri ospiti cercheremo un attimo di quantomeno affrontare questo argomento e provare a capirne di più, sia in termini di che cosa si può fare per difendersi, e chiederò il grande supporto alla dottoressa Castagna anche per inquadrare rispetto a quello che è il sistema legislativo italiano, se per caso c'è qualche buco, chiamiamolo così. 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono e allora partiamo. Innanzitutto, secondo voi come mai c'è questo incredibile incremento di numero di furti in questo periodo? Sindaco, come siete messi a Mogliano? Sì, anche a Mogliano c'è stato un piccolo incremento, però purtroppo c'è una certa costanza nei numeri. Non so spiegarmi questa emergenza attuale. Sta di fatto che bisogna fare di tutto per limitare assolutamente quello che sono questi fenomeni di furti nelle case, che poi creano da parte dei cittadini grande preoccupazione, grande allarme. Insomma, è brutto quando dei ladri ti entrano in casa, entrano nella parte più intima del tuo nucleo, del tuo nido, quindi è un problema assolutamente da affrontare con serietà e con misure opportune. Ma infatti, perché poi diciamo i risvolti del fenomeno sono due: uno ovviamente economico, perché è relativo sia alla merce sottratta e ai danni che vengono fatti nelle abitazioni o negli edifici. L'altro aspetto, che però è quello che continua, perché non è una cosa che, come dire, è limitato, è quello psicologico, cioè quel senso appunto di grande insicurezza e di paura dentro alle mura domestiche, soprattutto quelle che in teoria dovrebbero essere invalicabili e di grande difesa. Penso sia il fastidio più forte, no, per la gente. Non so, i vostri clienti penso arrivino da voi solitamente con questo spirito. Abbastanza allarmati appunto per questo motivo qua. Diciamo che oggi non è molto radicata in noi il fattore di sicurezza dell'abitazione privata. Si pensa sempre che non succeda e non succederà mai. In realtà poi quando succede i problemi sono rilevati, ci sono danni appunto sia cose materiali, ma la preoccupazione più grande dovrebbe essere alla protezione del nucleo familiare. Quindi se succede che avviene un intervento di intrusione qualora siamo all'interno dell'abitazione, il problema diventa esponenziale. Senti Andrea, fatti 100 i tuoi clienti, che percentuale arriva dopo aver subito il primo o comunque un furto? Allora noi diciamo che spingiamo sempre nell'installazione nella nuova abitazione, quindi prima di entrare spingiamo in modo che il cliente sia già coperto sia con un impianto anti-intrusione che anche magari a completamento un impianto di videosorveglianza, che può essere un ottimo deterrente e può aiutare. Diciamo che una percentuale precisa non ce l'ho, però sì, più di qualcuno viene a bussare alla porta e dice: sono entrati, dammi una mano, facciamo qualcosa. Quindi insomma, sì. È una buona percentuale. Dottoressa Castagna, allora si sa che ovviamente
prima di tutto per analizzare dei fenomeni bisogna ragionare sui numeri, no? Allora spesso noi media riceviamo delle indicazioni dove diciamo, diciamo che il primo elemento è quello di quanti reati vengono commessi. Ovviamente i reati, affinché diventino tali, devono essere rilevati, corretto? Io cerco di mettermi nel rigore del diritto. Non c'è dubbio, no, ma qui non per diritto, ma semplicemente è ovvio che se non vengono denunciati nessuno ne conosce l'esistenza. E quindi capita che di fronte a dichiarazioni anche da parte delle forze dell'ordine, insomma, o di figure preposte che possono dire che alcuni reati sono in diminuzione, poi dall'altra parte si vanno a rilevare invece fenomeni diversi che disorientano sia i media e sia il cittadino normale. Sì, io premetto che non ho dei dati statistici. Non li anche avevamo perché ormai, chiesti, tra l'altro, mi perdoni. No, se no mi sarei premunita. Certo. Ma ho un po' una sensazione che, ma generale, che non riguarda solo l'argomento di oggi, ma un pochino in generale, che la sensazione di insicurezza sia anche enfatizzata dalla risonanza che determinate notizie hanno. E mi spiego, non è che non ci siano i furti, ce ne sono tanti. Non sono sicura che siano aumentati in misura esponenziale rispetto ad esempio a quando me ne occupavo io, quando ancora lavoravo nel campo, perché ce n'erano tanti comunque. E non sono sicura che stiamo vivendo una emergenza. Certamente, però, anche se non è un'emergenza, è una situazione comunque preoccupante, ed è preoccupante soprattutto non potersi sentire sicuri a casa propria. Questa è una cosa terribile, perché è quasi come la violazione della propria persona in qualche modo, perché è l'ambiente in cui si sta al sicuro. Poi, se vogliamo parlare delle cose da fare... Allora, ci arriviamo dopo. Siamo d'accordo che quindi noi l'abbiamo impostato sul fatto che l'emergenza c'è perché riceviamo le indicazioni. La dottoressa Castagna dice che secondo lei invece è più un effetto, reazione mediatica di vari media che siano normali, insomma, classici o social. Sindaco, perché poi voi avete il rapporto con i cittadini e voi avete il rapporto con l'utente, che è quello che vi richiede i servizi. C'è o non c'è questa emergenza? C'è e non c'è, nel senso che purtroppo si vive sempre peggio questa situazione e sì, è evidente che i media in questo periodo stanno un po' cavalcando questa emergenza, e questo ci fa anche diventare più responsabili noi amministratori, e anche i cittadini diventano più attenti, quindi serve anche un po' questa diciamo, paura a prevenire. Noi crediamo molto infatti nella sicurezza preventiva, nel prevenire quelli che sono questi eventi, perché dobbiamo veramente convincere tutti i cittadini a rendere le proprie case sicure, quindi con impianti di allarme. Qui abbiamo un esponente di una società, e poi anche come amministrazioni dobbiamo impegnarci, e su questo noi sindaci siamo in prima linea, nel dotare la città prima di tutto di videosorveglianza, perché è una cosa importantissima. Abbiamo visto che questo previene molto. Anche noi come Comune di Mogliano stiamo investendo su questo, e a breve installeremo 25 telecamere circa in città, proprio nei varchi, nei punti più critici, per andare a controllare la città, e poi crediamo molto in un altro sistema di sicurezza partecipata, che è il controllo di vicinato. Poi arriviamo anche a là, però mi permetto, insomma, essendo rappresentante dei media in questo momento, oggettivamente le cose stanno accadendo, cioè, sì, attenzione, sì. Il fatto che ci siano degli attacchi sistematici anche nei confronti di alcune vie, qui c'è gente che sa esattamente come muoversi, adesso qui non è fantasia della redazione Antena 3 dal riscontro di quelli che sono tutta questa serie di furti, e oltre al fatto che, notizie anche di ieri, beccano uno che era al 20° furto e dicono al 20° furto, e io dico bene, adesso cosa ci facciamo questo signore? Pronto? Sì. Buongiorno, chi Pronto? parla?
Valentina. Valentina, secondo Frosinone. lei l'emergenza è reale o è una percezione della gente il fatto che sono i furti in crescita? È una reale. Voglio fare una domanda al sindaco che è lì. Prego. Se nel suo comune, se c'è una persona che richiede un aiuto, naturalmente, lui è disposto a aiutare oppure volta la faccia dall'altra parte. Io sono una signora che proprio posso dire che sono stata in balia del comune, nel comune proprio. Non posso pronunciarmi più di tanto, perché non è possibile che sia successo tutto questo, che un comune abbia permesso tutte firme. Signora, mi scusi, ma lei è di Mogliano? È di Mogliano Veneto? No, ok, io allora sono mi di perdoni. Pordenone. Ah, Posso ok, anche vale. dire paese, guardi, perché mi vergogno veramente. Allora facciamo rispondere il il sindaco, la ringrazio, mi perdoni, solo che eravamo su un altro settore, un altro ambito di quella che è la tematica della giornata. Grazie, insomma penso che se un cittadino chiede aiuto sicuramente. Sì, io sono stato anche a trovare una signora che ha subito un furto la settimana scorsa e la preoccupazione, lo shock era importante. Cerchiamo assolutamente di esserci, i sindaci che conosco dei paesi limitrofi a Mogliano siamo tutti impegnati, anche il sindaco di Treviso in prima linea su questo, sul garantire sicurezza ai cittadini. È logico che questi furfanti, queste persone sono sempre più organizzate, utilizzano tecniche sempre più attente e quindi si deve andare di pari passo nella prevenzione e nei sistemi di sicurezza. Purtroppo queste persone sono sempre più specializzate, è incredibile come entrino nelle case all'orario giusto, sapendo qual è il punto debole dell'abitazione, da dove entrare, e su questo bisogna assolutamente fare prevenzione, fare sicurezza preventiva. Breve stacco pubblicitario e poi torniamo a parlare appunto di emergenza furti. Rivolgo di nuovo la domanda anche a voi che ci seguite da casa, secondo voi appunto siamo in emergenza furti o meno e siamo o meno in balia di questi predoni? Tra l'altro sappiamo veramente essere bande organizzate che arrivano da fuori Italia, che lavorano in maniera sistematica e purtroppo anche professionale. Dal vostro punto di vista voi allora, cosa fate esattamente? Perché, Noi proponiamo sistemi di sicurezza suddivisi in diversi standard, diversi step, dal base al più avanzato. Diciamo che solitamente per un uso civile abitativo la sicurezza maggiore che proponiamo noi è quella di difendersi cercando di mantenere l'eventuale intruso all'esterno dell'abitazione, quindi con dei sensori, si chiamano spider esterni, vengono fissati lungo il perimetro dell'edificio in modo che attraverso un fascio venga preso l'intruso prima di avvicinarsi agli eventuali accessi all'abitazione oppure addirittura di essere dentro, come quello che può essere un liberatore classico anti-intrusione dove l'allarme suona ma l'intruso è all'interno dell'abitazione. Noi consigliamo sempre, dove possibile, di utilizzare questi tipi di sistemi qua. Sono secondo noi i più sicuri. I più sicuri. Avete avuto un incremento nell'ultimo periodo di richieste? Diciamo che sì, c'è stato un aumento perché inizia a essere un concetto che viene un po' capito dall'utente finale, dice forse è meglio se ci penso e mi proteggo in anticipo prima che succeda. Diciamo che non c'è ancora un boom non tutte le abitazioni a oggi hanno l'impianto antintrusione, questo è evidente. Giudice, allora,
proviamo a fare anche appunto ordine, le chiedevo questa collaborazione, mi perdoni, su proprio anche l'aspetto del diritto, no? Perché l'opinione pubblica ovviamente da una parte vede quello che accade e ne parla, e può o meno ovviamente, perché poi quando c'è un fenomeno che occupa i media sicuramente comincia a crescere anche la sensazione, no? Dall'altra parte c'è questa altrettanta sensazione di impunità per tutta una serie di reati. Proviamo a fare un attimo ordine di com'è la legislazione italiana rispetto a quelli che sono i reati di cui stiamo parlando, cioè di chi entra in casa nostra, nei nostri negozi a delinquere e a rubare. Allora, premesso che il furto in abitazione è comunque un furto, teniamo da parte le ipotesi connotate da violenza, quindi la rapina vera e propria, quella con Quindi violenza alle persone. Okay. Parliamo del furto in appartamento, che è un reato odioso, come abbiamo detto prima. Dico solo questo: il furto semplice nel nostro ordinamento, furto semplice che vuol dire la mela per strada, viene punito con una pena da 6 mesi a 3 anni, adesso vado un po' circa, a certo. memoria. Il furto in appartamento è punito con una pena da 4 a 7 anni, quindi non è una pena bassa, non è una pena risibile, è una pena che è stata elevata recentemente, è stato proprio configurato un reato specifico del furto, diciamo in appartamento, diciamo in luogo di abitazione, ivi comprese anche aziende, luoghi di lavori, certo. quindi nei luoghi abitati. Equiparato al furto con strappo, scippo, e hanno formato un nuovo reato che prima non era punito, ma non a titolo specifico, Okay. non con un suo nome e con una sua pena specifica. La pena è stata aggravata. Bene, sono calati i furti? No, anzi, probabilmente al contrario. Mi perdoni, Sì. a questo punto, quando le forze dell'ordine ci dicono che per certi aspetti diciamo, non hanno gli strumenti per limitare, mi riferisco magari anche a cittadini non italiani, cioè la legge in questo caso, l'ordinamento vale per chiunque commetta questo tipo di furto? Assolutamente, assolutamente. Quindi se arriva uno da uno Stato membro della Comunità Europea che non sia l'Italia... Ma chiunque, che sia italiano, che sia europeo, che sia extraeuropeo, che sia nigeriano, giapponese, sudafricano o qualunque altra provenienza, il trattamento è identico. Benissimo, quando si dice invece tanto dopo li mandano fuori subito? Ecco, questo è un problema. È un problema che secondo me è connesso strettamente alla durata dei processi. Diciamo è connesso strettamente non in senso giuridico ma di fatto. Mi spiego. Nelle nostre carceri la gran parte dei detenuti è formata da detenuti in attesa di giudizio, che quindi per la legge sono innocenti, non sono ancora stati giudicati colpevoli con sentenza definitiva, però occupano 3/4 delle carceri. Quindi da questo l'esigenza di svuotare queste carceri in qualche modo attraverso depenalizzazioni, attraverso tutta una serie di istituti di clemenza, di alternative alla pena carceraria che possono essere la semilibertà, l'affidamento ai servizi sociali, tutta una serie di altre cose. E è evidente che se invece la carcerazione preventiva fosse più limitata, e sarebbe più limitata se i processi fossero più veloci, chiaramente il rapporto tra detenuti in attesa di giudizio e quelli invece giudicati sarebbe diverso, al di là del fatto che mi permetto anche di dire che sono decenni che io sento parlare di carceri sovraffollate, e sono drammaticamente sovraffollate, addirittura con delle condizioni di detenzione che non sono degne di un paese civile, ma da quando io ho iniziato molti anni fa a fare il giudice non mi risulta che sia stato costruito, credo, nessun carcere in Italia.
Allora, facciamo così, lanciamo una provocazione, adotta un ladro. Perché a questo punto, se tanto ti entrano in casa, in prigione non possono stare perché giustamente lo adottiamo direttamente, gli diamo da mangiare, non ci viene a rubare, magari sta lì, ci fa anche compagnia. Mi fa anche da guardia. Esatto. Ci fa anche da guardia. Dagli altri, potrebbe essere un'operazione Bortolato, come la vede? Una provocazione, adotta un ladro. Provocazione, non resta che difenderci a monte e fare in modo che questi reati non avvengano. Questa è la misura principale secondo me, e poi naturalmente lavorare perché chi commette questi reati venga preso e poi punito, e speriamo che la normativa cambi e sia più severa, perché questo tipo di reato viene letto in maniera pesante e angosciosa da chi lo subisce. Vediamo che altri reati sono puniti in maniera molto più severa e magari questo ha una severità non proprio pesante. Ecco. Io ritengo che il furto d'appartamento debba essere punito in maniera pesante. Ecco. Sì, poi io mi rendo conto che le dinamiche che lei ha appena descritto, giudice, quelle sono. Purtroppo in Italia ci sono tante situazioni dove il cane non fa altro che mordersi la coda. Però poi arrivano i clienti da Zago, che sicuramente lui sarà contento di dargli delle soluzioni, spera sempre di dargli prima che il cliente subisca il danno, però ripeto. Diciamo che per riattaccarmi al discorso del sindaco, installare dei sistemi più evoluti rispetto ai tradizionali può appunto evitare queste cose qui, ovvero ci sarà il tentativo di furto ma non va a buon fine. E invece, allora, proviamo anche da quel punto di vista a dare dei consigli su che cosa non usare, perché ormai insomma, sono delle cose superate o che non sono efficaci. Intanto inizialmente mi sentirei di dire che le tanto blasonate inferriate al giorno d'oggi non sono più sufficienti. Certo, sono un ottimo aiuto, ma non sono l'aiuto essenziale. Diciamo, come dicevo prima, è un sistema un po' completo, quindi rivelatori esterni e anche interni danno una sicurezza che è quasi, nel senso non si può garantire il 100%, ma mi tengono l'intruso fuori dal perimetro della casa, quindi sono abbastanza protetto. Chiaramente non sappiamo mai con chi abbiamo a che fare, quindi anche lì i sistemi possono essere eludibili, passatemi il termine. Che altro aggiungere? Ci sono diverse tipologie di installazione, ci sono le installazioni via radio, le quali sono molto comode per diverse situazioni, però non sono le più sicure, quindi resterei sempre sulla tipologia via filo e appunto spider esterni, volumetrici interni, contatti magnetici, insomma. Le cose per ancora classiche. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, buongiorno, cosa ne pensa dell'argomento di oggi? Guarda, dottor Palladini, non ne posso più, sai perché? Perché le telecamere contano fino a un certo punto, perché loro, intanto che tu chiami la polizia, hanno già rubato, ti hanno già bastonato, hanno fatto tutto. Sicché io vorrei dire una cosa sola: quando li prendete, quando li prendono, inutile che li mettono agli arresti domiciliari affinché aspettano il processo. Questo non vale niente. Dottor Palladini, come diciamo noi nel Veneto, va tutto in canarina, come succede dappertutto. Non trovi mai quello che ha rubato, ma perché hanno qua, hanno là. E da quando sono entrati gli extracomunitari abbiamo più furti del solito e non li prendi, perché anche ieri a Roncade quel ragazzo che sono andati a rubare, che ha sentito a toccare la finestra, è andato fuori con la mazza da baseball, per fortuna che non erano armati, li ha fatti scappare. Ma dove siamo arrivati, dottor Palladini? Che Giusy, io alle 7 di sera devo attaccare l'allarme. Come si fa a vivere così? Questi giudici devono essere più precisi di dare la condanna, non lasciarli agli arresti domiciliari, perché sono liberi e liberi per sempre. Grazie. Ma guardi che comunque i giudici applicano le leggi, non è che è una decisione loro di lasciare o meno dei cittadini o dei delinquenti in giro. Quindi, come dicevamo prima,
Cioè, la logica è molto complessa, è solo che in Italia, cavolo, queste logiche complesse, cioè, non riusciamo mai a... una che riuscissimo a risolverle. Piccolo break. Sindaco, è di questi giorni tra l'altro tutto un lavoro fatto con la prefettura, insomma il prefetto di Treviso ha detto sì, cioè, sta riconoscendo che il problema c'è, perché insomma lo vedo attivo. Assolutamente. A che punto siamo con i rapporti e nell'operatività di quello che sta avvenendo nel territorio insieme anche al prefetto? Sì, il prefetto ha anche convocato il tavolo per la sicurezza e il prefetto ha promosso anche questa cosa del controllo di vicinato. Io da poco ho firmato proprio il protocollo d'intesa per lanciare questa iniziativa che in realtà a Mogliano era già partita in maniera spontanea, l'abbiamo organizzata, stiamo pubblicizzandola, stiamo raccogliendo adesioni ed è proprio un sistema partecipato di cui parlavo prima. Come funziona esattamente il controllo vicinato? Praticamente i cittadini si rendono disponibili, fanno parte di questo gruppo che tramite i social vengono comunicati eventi o presenze particolari. All'interno del gruppo c'è un responsabile adeguatamente formato, ma comunque anche chi partecipa al controllo viene formato, fa delle lezioni dove imparano a capire quali sono insomma, i segnali da dare nel gruppo. E il responsabile del gruppo filtra l'informazione e poi la trasmette alle forze dell'ordine. Sono tanti occhi nella città attenti e si fa anche coesione sociale su questo. L'altro giorno... Sì, era più bello trovarsi negli oratori che sì, nel controllo di vicinato. Assolutamente sì. L'altro giorno ad esempio è stata sventata una truffa, un finto venditore di energia elettrica stava cercando di introdursi in un'abitazione, la vicina che fa parte del controllo vicinato ha notato la cosa, ha subito fatto l'avviso sul gruppo social e comunque è anche intervenuta chiedendo, insomma, dando aiuto a questa signora anziana dicendogli non apra e ha chiesto informazioni al tipo, a un certo punto il tipo se l'è data a gambe. È anche un modo insomma, di unire, legare la città, i cittadini, i quartieri, insomma. Il controllo di vicinato è una cosa che funziona e spesso appunto sventa reati di questo tipo. Dottoressa Castagna, oltre all'aspetto diciamo, di una ristabilizzazione, di un incremento di quelli che sono gli incaricati della giustizia, quelli giudici, magistrati eccetera, forze dell'ordine, siamo messi bene o anche lì forse servirebbe un incremento degli organici? Servirebbe decisamente un incremento, perché l'incremento, a parte che non credo ci sia neanche stato recentemente, ma c'è un incremento invece costante nella popolazione. Per carità, non siamo una nazione che cresce, però dobbiamo fare paragoni non con 5 anni fa, con 30-40 anni fa. Certo. E la realtà non solo della popolazione, ma la realtà soprattutto sociale è completamente diversa. E ovviamente per di più le forze dell'ordine sono continuamente alla rincorsa tecnologica nei confronti, diciamo, dei furfanti. Ed è una rincorsa continua perché a livello informatico, a livello dei mezzi anti-intrusione, di difesa, è una rincorsa continua perché si inventa un sistema tecnicamente più avanzato e chi vuole entrare in casa tua per rubare inventa qualcosa che riesca a scardinare il sistema che tu hai impostato. Pronto? 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 Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Cristina dalla provincia di Treviso. Buongiorno Cristina, prego. Io vorrei dare una testimonianza a mio favore prima. Certo. Cioè, io mi sento molto sicura, non ho nessun problema perché ho installato un allarme, buonissimo, già da 10 anni fa. Perciò la gente, io abito con altri 10 case, io sono l'unica che ha l'allarme. E ora perché la gente non si sveglia? Si sveglia adesso?
Ma allora le faccio due cose. Primo, visto che il suo allarme funziona, ci dice che tipo di allarme ha a casa? È uno dei più forti che possa esistere, perché appena si avvicinano parte l'allarme e parte la caserma dei carabinieri. Ok, ma allora io le faccio però questa considerazione, signora, magari non è che tutti possano avere la copertura economica per dotarsi di un allarme. E vabbè, paghiamo un po' alla volta appunto per sentirsi sicuri, no? Ok, quindi lei dice per me la sicurezza ha un valore, può avere anche un costo e mi va bene insomma. Io non posso andare a letto col pensiero di non dormire perché probabilmente vengono a casa mia. Certo. Io devo sentirmi sicura al 100%. Benissimo, Zago. Tanto se si vive meglio, più tranquilli e non è sempre la colpa degli altri, è anche colpa nostra. Ad averne insomma di clienti così. Sì, allora signora però mi permette, mi perdoni. Resta il fatto che se uno si introduce in casa nostra non è colpa nostra, cioè c'è qualcuno che sta delinquendo in quel momento. A casa mia non entra di sicuro. No, ma a casa sua è una fortezza inespugnabile e a sto punto e le facciamo i complimenti per il sistema che si è dotata di allarme. Grazie, è ovvio che... E perché la gente non si dà una regolata, non si mette sull'allarme o qualcos'altro? Sì, però io direi che prima di darsi una regolata alla gente la farei dare a chi va a rubare per le case la regolata, mi perdoni. Ho capito che la colpa è di chi viene, però io a casa mia devo sentirmi sicura al 150%. E fin qua penso che nessuno metta in dubbio il suo sentimento. Anche perché essendo da sola io voglio stare tranquilla a casa mia. Certo. Va bene? Grazie. Grazie per il programma e buon proseguimento. Grazie a lei, grazie per la telefonata e per seguirci. Sì, è ovvio che se esistono degli strumenti cerchiamo di dotarci. Qui andiamo un po' più a monte, diciamo se magari non avessimo questi delinquenti che ci entrano in casa ci sentiremmo sicuri anche senza mandare in vacanza alle Hawaii e Zago con tutta la sua azienda. No, sto scherzando. Ci mancherebbe, comunque dovremmo essere in grado di lasciare la porta aperta e andare a letto tranquilli. Questa è l'utopia nella quale comunque si viveva fino a 40-50 anni fa. Diciamo che oggi insomma, il costo è effettivamente un ostacolo importante nella realizzazione di un impianto, ma ci sono molte formule, costi differenti e insomma le aziende bene o male vanno sempre incontro alle esigenze del cliente, pagamenti rateizzati. Possiamo dare delle informazioni, tipo una villetta da 120 metri quadri su 2 piani, che costi può avere per sentirsi sicura? A livello proprio spannometrico, perché dare dei costi chiaramente dipende che cosa si vuole installare. 10, 15, 20 sensori, voglio sirene esterne, interne e quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Comunque un'indicazione di massima è che con un paio di migliaia di euro, qualcosina in più, insomma, si riesce a fare un impianto antintrusione funzionante che protegge. Non stiamo parlando di cifre, non stiamo parlando di cifre, no, decisamente no. Giudice, torniamo anche appunto al concetto delle forze dell'ordine, perché ogni tanto le vediamo anche nelle dichiarazioni veramente disarmate, ma non nel senso fisico, nel senso e che poi sono anche frustrate, esattamente, sono anche quelli che rischiano di più, perché sono quelli che quando è il momento di pizzicarli, sti ladri sono sul campo, agiscono sul campo con i rischi connessi ovviamente a non sapere chi ti trovi di fronte. Non voglio certo dire che non ci siano criticità anche nell'amministrazione della giustizia, perché alla fin fine la giustizia viene amministrata da esseri umani con tutte le loro manchevolezze, imperfezioni, difetti e così via, oltre a dei difetti, secondo me, del sistema. Io esprimo una mia opinione che è assolutamente soggettiva e non vuole portare come dire, una connotazione di assolutezza. Io sono convinta che inasprire le pene, quelle che prevede la legge, serva a molto poco. E lo è dimostrato, lo è stato dimostrato sempre, viene dimostrato quotidianamente. L'esempio tipico è la violenza contro le donne. Le pene sono state inasprite, sono stati creati dei reati specifici, la violenza non è calata e semmai è aumentata. Ma questa è una constatazione che si fa da sempre. L'inasprimento della pena di per sé non ha una grande efficacia deterrente. Molto di più, secondo me, ce l'ha la pena effettiva,
perché proviamo a pensare di essere noi privati della nostra libertà personale e di essere in carcere, che non è un ambiente simpatico, che non è gradevole, dove non si sta bene. Non è vero che in carcere donne, televisione, cose di tutto. No, non è vero. La privazione della libertà personale effettiva per un anno, io credo che abbia un'efficacia deterrente molto più rilevante che non lo sbandierare una pena di 7 anni, 10 anni, quando poi il processo dura troppo a lungo, si arriva forse alla prescrizione, quando si arriva a una condanna definitiva ci sono poi tutta una serie di provvedimenti diciamo alternativi alla pena che consentono di ridurla, di avere delle pene alternative. Mi perdoni, qual è il primo punto su cui andrebbe, se avesse la famosa bacchetta magica, qual è il primo punto su cui andrebbe a mettere le mani? Ma io sarei in favore di pene non elevatissime, ma assolutamente scontate, cioè immediate, il più possibile veloci, sì. Perché ovviamente quando quindi insomma sarebbe ridurre la persona durata condannata in via definitiva a 5 anni di distanza dal fatto non è più la stessa persona. Può essere peggiore, migliore, può essere quello che vogliamo, ma non è la stessa persona. E tutto ciò avviene solo se sono organici molto più allargati. Molto più, sì. Ok, pronto? Pronto? Buongiorno, mi scusi per l'attesa, ma stavo finendo un ragionamento con... No, ha ragione, comunque è un piacere ascoltarvi. Buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Vorrei parlare col signor giudice. Io sono una donna, una vedova e vivo da sola. La signora che ha appena parlato prima... Sì, la signora che diceva di dotarsi degli allarmi, giusto? Prima di tutto bisogna vedere anche le possibilità, certo. No? Un po' alla volta, perché un po' alla volta per tutto si sta senza mangiare. Allora, volevo dire al signor giudice, le leggi sono fatte dagli uomini e questi uomini avranno dei genitori, delle persone anziane a cui bisogna dare una certa sicurezza, perché oltretutto io sto parlando per me e per tante altre persone come me. Cosa si prova se una persona ti viene dentro? Puoi fare un colpo, la pressione va altissima, fai l'ictus, rimani sconvolta. Anche il danno biologico di questa persona che magari nella rapina può anche andare bene, magari scappa, però tutto quello che viene dopo, la persona come vive, cosa è contemplata nella giustizia italiana, perché faremo, vedremo, andremo, è tardi la procedura, ma sono cose irrimediabili in 2 giorni, 3, perché è sempre la solita cosa. Abbiamo capito, signora... E poi cosa costa un avvocato? Certo. Non è che perché hai 100 euro in più al mese puoi pagare un avvocato. E quindi è una cosa che veramente, come anziana, dico, mi sento veramente... Non posso dire quello che penso. Vi ringrazio. Grazie a lei e la invitiamo a seguirci anche nelle puntate sicuramente meno, diciamo, cariche di questa. Grazie ancora. Allora, breve spazio e poi una risposta veloce da parte della dottoressa Castagna, poi una domanda per il sindaco Bortolato. Ringrazio ancora la signora che ci ha chiamato prima e aveva rifatto un ragionamento relativo a quali sono anche diciamo, gli strumenti legislativi in possesso poi di magistrati per applicarli, però mi sento, dottoressa, di ribadire il concetto che se poi i tempi e la procedura anche penale non sono efficaci... Certo, questo secondo me la deterrenza maggiore sarebbe nella velocità ed effettività
della punizione. Dopodiché non è possibile, non è pensabile che anche la persona che venga colta, che venga identificata e che venga poi processata e condannata rimanga in galera per sempre, perché non è così. Ovvio. Però insomma, se sa che, che nel caso in cui venga beccato o beccata la certezza che un po' di anni di galera effettivamente se li fa, forse è un deterrente un po' più forte di altri aspetti. Ritornerei su questa cosa che mi era piaciuta alla fine, che volendo essere ottimisti, no? Di fronte a un'esperienza come quella di un controllo di vicinato, per cui una prevenzione contro i furti, alla fine si sviluppa anche un concetto sociale. Tra l'altro lei, Bortolato, insomma, è un sindaco fresco, no? Sì, da questo punto di vista sono 6 mesi, sì. Immagino insomma, che stia facendo quotidianamente nuove esperienze e come sta vivendo questo aspetto legato appunto al controllo del vicinato e alla nuova socialità. Sì, noi l'avevamo messo anche nel programma, abbiamo voluto proprio firmare questo protocollo d'intesa con la prefettura e organizzare questi gruppi di persone che assieme fanno anche coesione sociale. Oggi purtroppo a volte non si conosce il dirimpettaio, non si conosce il vicino, eccetera. Questa cosa del controllo di vicinato anche aiuta l'aggregazione sociale. E abbiamo già fatto degli incontri con i coordinatori di questi gruppi del controllo di vicinato, adesso andremo anche per i quartieri a promuovere questa cosa, installeremo i cartelli, tra l'altro ieri in giunta abbiamo anche approvato lo stemma, il cartello che andremo a mettere in città che fa proprio prevenzione, no? Chi malintenzionato lo vede magari ci pensa 2 volte. Abbiamo anche i numeri di qualche comune che attua in maniera importante il controllo di vicinato e hanno veramente avuto una riduzione importante di questi fenomeni. Noi ci crediamo, stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando anche su altri fronti, perché ad esempio stiamo unendoci con altri comuni per fare il corpo intercomunale di polizia locale, quindi con Casier e Preganziol, proprio per aumentare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine, che assolutamente svolgono un lavoro importantissimo, anche carabinieri, polizia, spesso sotto organico, ma però comunque presenti nel territorio. Misure importanti come anche quella che abbiamo preso ieri sera in Consiglio Comunale, siamo andati a modificare il regolamento di polizia urbana, siamo andati a introdurre alcune misure importanti oggi contro persone magari moleste o persone disturbatrici. Abbiamo introdotto quello che era previsto dal decreto Minniti, l'allontanamento, perché anche purtroppo questo fenomeno di persone moleste che creano disturbo c'è sempre di più e questa misura dell'allontanamento aiuta le forze dell'ordine in questo senso. Sì, tra l'altro ricordiamo che è stato proprio nei giorni scorsi, adesso perdonatemi, non vorrei dire una cavolata esattamente nella data, la ricorrenza annuale della giornata contro la violenza sulle donne, che ovviamente si lega concretamente a quello di cui stava parlando lei, sindaco. Mi ha colpito prima, Andrea, tu hai detto una cosa di uno strumento, no? Che è sostanzialmente a sorta di telecomando, che nel momento in cui c'è tra virgolette un attacco a una persona, in questo caso sarebbe colui che vive in una casa, ma potrebbe andare bene anche per le donne questa cosa, no? Sì, diciamo che questo strumento è collegato alla centrale antintrusione e avverte il servizio di vigilanza. Quindi in questo caso qui l'antirapina, lo strumento si chiama antirapina, viene attivato qualora si pensa c'è un'intrusione, viene chiamato e silenziosamente viene avviata una telefonata alla vigilanza. Quindi solitamente quando parte questo tipo di chiamata la vigilanza interviene immediatamente senza passare per la telefonata a casa e quant'altro. È una cosa che si sta diffondendo, c'è un incremento ancora? Diciamo che questo è molto legato appunto all'attivazione del servizio di vigilanza, quindi è una cosa che corre di pari passo col sistema antintrusione, ma che non è attaccato proprio al sistema antintrusione che installiamo noi, va sempre contattato il servizio di vigilanza. E da quel punto di vista, non è il vostro settore, ma insomma avete a che fare, c'è un incremento di utilizzo anche di questi tipi di servizi? Non eccessivo, è molto limitato questo tipo di servizio qua. Infatti non l'avevamo accennato, tra l'altro, la vigilanza privata, lei giudice la vede comunque
uno strumento insomma, utile o ancora... Tutto è utile, secondo me tutto è utile, i sistemi anti-intrusione sono molto utili e si cerca di tutelarsi meglio che si può, anche perché ricordiamoci una cosa, che quando interviene la giustizia a punire, il fatto è già successo. E è vero che si dice colpirne uno per educarne 100, si diceva, ma è così fino a un certo punto, anche perché ciascun ladro è convinto di essere più furbo di quello che l'ha preceduto e di non essere beccato. Sì, poi appunto ormai siamo in chiusura, ti vai a confrontare magari con cittadini o insomma, figure di altri paesi che ti dicono guarda che i nostri vengono a rubare da voi perché non gli fanno niente, no? C'è questa quasi presa in giro nei confronti dell'Italia e penso dove il cittadino poi si elegantemente incazza di più perché insomma... A questo sì. proposito secondo me sarebbe molto opportuno che ci fossero, ma ci vogliono accordi bilaterali tra stati, quindi non c'entra la legge italiana, non c'entrano i giudici italiani né le forze di polizia, ma accordi fra stati nel senso che lo straniero che delinque da me lo prendo, lo condanno e si sconta la pena a casa al sua. paese d'origine. Questo è un altro tema, ormai mi spiace perché siamo alla fine, ma è un altro tema su cui si discute e effettivamente forse andrebbe anche portato a casa e concretizzato, almeno all'interno dei paesi europei, visto che siamo, l'Europa è comunque uno Stato federale, almeno all'interno dell'Europa dovrebbe essere tale, potrebbe essere una cosa assolutamente interessante. Signori, grazie al sindaco di Mogliano, grazie a Andrea Zago, grazie alla dottoressa Castagna e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Un caro saluto e rimanete sui schermi di Antena 3 Nord-Est.